Torna l'iniziativa Dona un gioco a firma dell'associazione culturale no profit Iniziativa Donne, che ormai da anni ripropone puntualmente la manifestazione dall'indiscussa valenza sociale e come ogni anno dunque chiunque voglia donare giocattoli usati e in buono stato potrà farlo durante tutto il periodo delle festività. L'intento anche per il 2021 è quello di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati che hanno diritto a trascorrere con gioia e divertimento il periodo più dolce dell'anno. Il punto di raccolta per i giochi usati in buono stato sarà il front office della Biblioteca Comunale di Sora, in piazza San Francesco. Qui sarà possibile consegnare i giochi fino al 30 dicembre, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19. Quanto raccolto sarà poi consegnato ai piccoli nei giorni antecedenti l'Epifania. I giochi saranno destinati alle famiglie in difficoltà del comune di Sora, segnalate dai servizi sociali dell'ente Volsco, ma anche alle case famiglia del territorio, alle case rifugio per donne e minori in difficoltà e dai centri Caritas. Il comune, oltre a patrocinare l'iniziativa, provvederà alla sanificazione dei giochi prima che vengano consegnati ai bambini.